11 distributori di carburante a Mestre, Jesolo, Salzano, Musile di Piave, Mira, Cavarzere e Chioggia pubblicizzavano prezzi più bassi di gas, benzina o gasolio rispetto a quelli effettivamente praticati ai clienti. Ci sono sia le cosiddette pompe bianche, ma ci sono anche gestori di note catene di distribuzione. L'indagine delle Fiamme Gialle veneziane che hanno intensificato i controlli sul territorio, in questo caso 30, arrivando a scoprire manovre speculative e anticoncorrenziali dei gestori a danno dei consumatori. Si è trattato di riscontrare un'irregolare comunicazione di quelli che sono i prezzi praticati da appunto i vari distributori controllati. Quindi i controlli sono stati indirizzati sotto due aspetti principali. Il primo appunto teso a verificare che i prezzi venissero correttamente pubblicizzati tramite le tradizionali cartellonistiche esposte e quindi visibili dalla carreggiata, e sia all'interno proprio delle aree di servizio, e che quindi il consumatore venisse adeguatamente informato rispetto al prezzo praticato. Sono state contestate anche violazioni come l'omessa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati dal distributore attraverso il portale Osserva Prezzi Carburanti. Magari non tutti lo sanno, ma sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico esiste l'osservatorio prezzi carburante che permette a tutti i consumatori di verificare in tempo reale quali sono i prezzi praticati per regione, per provincia, e il nostro compito quindi è quello di andare a verificare che i singoli esercenti siano tempestivi nel comunicare appunto l'aggiornamento dei prezzi al Ministero dello Sviluppo Economico. I gestori rischiano una sanzione fino a 3.000 euro in base alla gravità dell'illecito. Se si pensa comunque al fatto che si tratta di piccoli esercenti, la sanzione non è irrisoria, e questo proprio perché si ritiene che sia importante, specie in un momento come questo dove sappiamo bene quanto i prezzi del carburante vadano a incidere sul portafoglio dei contribuenti, che gli stessi siano adeguatamente appunto informati e che tutti quelli che sono gli strumenti legislativi per tutelarli vengano adottati.